Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, andiamo a vedere come hanno performato le principali piazze europee nella giornata di oggi, mercoledì 5 agosto. Borse europee che hanno archiviato la seduta in territorio positivo, sostenute sicuramente dal buon andamento di Wall Street, dai risultati societari e da un clima di maggiore fiducia sui mercati internazionali. A guidare i rialzi per quanto riguarda l'intera giornata di oggi sicuramente Piazza Affari, che ha raggiunto il proprio record storico per la prima volta, raggiungendo la soglia dei 54.000 punti, confermandosi tra i listini più brillanti del vecchio continente, anche se ha chiuso in lieve ribasso. Un traguardo comunque che riflette la solidità del comparto bancario, la tenuta dei titoli industriali e il rinnovato interesse degli investitori proprio per il nostro mercato, il mercato italiano. A Piazza Affari gli acquisti hanno premiato soprattutto i titoli del settore finanziario insieme ad alcune blue chip dell'industria e della difesa, mentre tra i migliori della giornata si sono distinti Lottomatica, Leonardo e Unipol. In calo invece sempre per Piazza Affari alcuni titoli del comparto di lusso e della tecnologia, con STM e le altre azioni più esposte alle prese di beneficio che hanno chiuso tra le peggiori del listino. Passiamo ora al fronte macroeconomico. Gli investitori hanno continuato a valutare segnali di un'economia che, pur rallentando i ritmi precedenti, resta sempre resiliente. I dati diffusi in giornata hanno confermato un quadro in linea con le attese, senza alimentare particolari timori sull'andamento della crescita e dell'inflazione, consentendo così ai mercati azionari appunto di mantenere un'impronta e un'impostazione positiva. Sul mercato obbligazionario lo spread, quindi il differenziale tra BTP e Bund, si è mantenuto sui livelli contenuti, confermando un clima nei confronti del debito italiano favorevole ulteriormente anche sul comparto bancario. Sul fronte delle materie prime invece il petrolio ha chiuso in rialzo, sostenuto dalle tensioni geopolitiche, dei timori per possibili interruzioni dell'offerta, mentre per quanto riguarda l'oro è rimasto poco mosso, con gli investitori che hanno ridotto la domanda di beni rifugio in una seduta caratterizzata da un maggiore propensione al rischio. Sul mercato valutario infine l'euro si è mantenuto sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro, in attesa di nuovi spunti dalle prossime indicazioni delle principali banche centrali. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con